Siamo con Carlo Carraro, rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno, rettore. Cosa rappresenta il turismo per Venezia? Il turismo per Venezia è sicuramente una grande opportunità, è l'industria principale della città ed è la risorsa economica fondamentale. Il turismo di Venezia va probabilmente meglio organizzato, va specializzato, va diffuso in tutta la città, non soltanto quindi nelle aree principali, quelle intorno a San Marco, va probabilmente valorizzato a favore delle altre attività della città di Venezia, non soltanto quindi reso disponibile come risorsa a chi opera nel settore turismo, ma reso funzionale alla crescita della città e all'assistenza in campo sociale delle persone che hanno meno risorse. Turismo, un'irrinunciabile risorsa, talvolta un grande problema per Venezia. Come rendere virtuosa quest'industria? Noi già virtuosa perché porta risorse importanti a tutta la città. Credo che quello che bisognerebbe fare è un'operazione di marketing molto mirata per estendere i benefici del turismo a tutte le componenti sociali della città e soprattutto per usare il turismo per meglio conservare il patrimonio della città. Perché quello che succede è che chi beneficia del turismo restituisce poco in termini di conservazione di quel grande patrimonio artistico e culturale su cui quel turismo si basa per il 90%. Turismo e università. Cosa significa questo connubio? Per l'università il turismo è anch'esso una risorsa importante perché uno dei principali filoni di studio che abbiamo, di studio e di ricerca che abbiamo, è proprio quello del turismo. Il nostro centro di economia del turismo è sicuramente uno dei migliori, forse il migliore d'Italia, e da qui partono, si diramano tutta una serie di competenze e di corsi di formazione che creano la classe dirigente del settore turistico italiano. Allo stesso tempo Ca' Foscari svolge un ruolo importante nella produzione culturale, sempre di più Ca' Foscari si propone come produttore di mostre piuttosto che di rassegne cinematografiche o di eventi musicali e il turismo quindi ne beneficia perché si aggiunge un'offerta culturale che già è importante in questa città ma che in qualche modo ne aumenta la varietà. L'Università di Ca' Foscari rappresenta un'innovazione riconosciuta in termini di offerta didattica e non solo. Quali sono le novità salienti e i punti di forza dell'Ateneo? L'Ateneo in quest'ultimo anno è molto cambiato, l'abbiamo riformato in modo drastico, riducendo da 19 a 8 i dipartimenti, eliminando le facoltà, concentrando le risorse sui nostri punti di forza. E i nostri punti di forza sono abbastanza facili da raccontare perché sono la sua tradizione. Ca' Foscari nasce come la seconda business school nella storia del mondo occidentale e quindi continua ad essere uno dei leader in Italia nel campo degli studi economici. Ca' Foscari già allora aveva capito che la crescita economica sarebbe diventata globale, quindi aveva investito 150 anni fa negli studi linguistici. Siamo sicuramente il miglior ateneo d'Italia per gli studi linguistici, sia per quantità di lingue, sia per focalizzazione sulle lingue orientali, il cinese in particolare. Perché siamo nella città di Venezia, un laboratorio naturale aperto a tutte le possibili componenti e contributi da parte di istituzioni culturali, archivi, musei, in campo umanistico. Non c'è concentrazione di risorse artistiche come quella che c'è a Venezia e quindi gli studi in campo umanistico, artistico, culturale, la conservazione, il restauro sono un altro dei nostri punti di forza e infine per la fragilità dell'ambiente lagunare gli studi di tipo ambientale sono un'altra delle linee di ricerca e di formazione che abbiamo sviluppato più di altri atenei. È nota l'apertura di Ca' Foscari agli studenti stranieri, quindi la valenza internazionale dell'università. Cosa significa questo per la città di Venezia? La nostra apertura è ancora insufficiente. Stiamo lavorando molto per riuscire ad avere più studenti stranieri in Ca' Foscari, sia perché vogliamo studenti di maggior qualità, sia perché l'interazione culturale, lo scambio, il vivere insieme è molto importante per i nostri studenti. Abbiamo fatto molti accordi, soprattutto con università dell'est asiatico, ma anche dell'America Latina o dell'est Europa, per riuscire a portare più studenti stranieri in Italia. Questo è importante per la città perché
porta una varietà di persone che conoscono Venezia e che una volta ritornate nei loro paesi aiuteranno a migliorare le interazioni e anche la frequentazione da parte di questi che saranno i leader delle loro società e dei loro paesi quando saranno grandi. Dobbiamo fare di più perché uno degli ostacoli principali che i nostri studenti incontrano quando arrivano in città è quello della residenzialità. Stiamo investendo molto, abbiamo creato un housing office, abbiamo spinto e realizzeremo entro pochi anni 3 nuove grandi residenze, quella di San Giobbe già approvata dall'amministrazione comunale, quelle nuove a Santa Marta e in via Torino in corso di progettazione. In questo modo riusciremo ad offrire circa 1500-1600 posti letto nuovi, cambierà la faccia dell'università, ma avremo anche un modo nuovo di porsi di questi ragazzi nei confronti della città perché vivranno in Venezia, usufruiranno di quello che Venezia sa offrire e Ca' Foscari gli aiuterà a rendere l'esperienza del loro studio a Venezia un'esperienza indimenticabile.